Ed allora cominciamo subito. Il sindaco dei siciliani sta per arrivare e noi cominciamo qui nell'attesa a discutere delle questioni che riguardano l'intera Sicilia, ma soprattutto del progetto che vuole portare avanti il megafono. Ho accanto a me Antonio Presti, senatore della Repubblica per il megafono, che saprà portare in quel Senato intanto tutta la bellezza di cui è portatore. La Sicilia gli deve un grande grazie, credo che gli debba un grande grazie, gli dobbiamo un grande grazie tutti noi, e credo che per questo nell'ascoltarlo non possiamo che diventare, come spesso dice lui, tutti più belli. Grazie Antonio, a te la parola. Buonasera. Se facciamo un attimo di silenzio. Io quando vado a scuola e incontro migliaia di studenti ogni giorno chiedo sempre l'ascolto del silenzio. Perché forse la nostra società contemporanea non ha più l'ascolto come suo valore di essere. Allora ritornare a essere un popolo che sappiamo ascoltare, e nell'ascolto possono rinascere quelle proposte della nostra società che purtroppo in questo momento non trova quel suo valore di futuro. Ecco, la mia candidatura, io vengo dalla provincia di Messina, dove ho realizzato una bellissima esperienza artistica che si chiama Fiumara d'Arte. Io sono molto legato anche a Gela, perché quando Rosario Crocetta era assessore alla cultura a Gela, io ho realizzato delle grandi manifestazioni qui a Gela. Io ho fatto il treno dei poeti, non so chi di voi si ricorda, per un mese tutti i grandi poeti nazionali viaggiavano sui treni della Sicilia e sbarcavano ogni giorno a Gela, e questo grande progetto si chiamava l'offerta della parola, un'offerta della parola che veniva riproposta ogni giorno nel viaggio della vita che tutti i viaggiatori incontravano i poeti nella quotidianità. Poi qui a Gela io ho un sogno, che non so adesso in che condizione era, la montagna di Montelungo, e io avevo progettato un bellissimo osservatorio astronomico, perché pensavo che qui a Gela, insieme con uno dei più grandi artisti internazionali del gruppo Studio Azzurro, mi faceva piacere che tutti i ragazzi delle scuole venivano educati con questa opera monumentale installata su questa montagna ad alzare sempre lo sguardo verso l'alto. Ecco, quando noi ritorniamo a guardare verso l'alto, ecco, c'è quella bellezza universale che può ritornare nella nostra coscienza. E per questo motivo il mio impegno in questa candidatura, che è un po' anomala, perché io sono un politico della bellezza, un politico dell'arte, un politico che per 30 anni ho scelto il valore della conoscenza. Ecco, io penso che in questo momento, per riconiugare il nostro senso di futuro, ecco, uno Stato deve rimettere al primo posto la conoscenza, la cultura. Senza cultura noi non possiamo dare ai giovani non solo la sensazione, ma anche questo senso della vita che conoscere, sapere, ecco, non conviene più. Conviene un altro modo di essere cittadino, conviene un altro modo di essere anche a servizio di una bellezza del consumo, dell'apparire. Ecco, allora in questo momento bisogna restituire alla conoscenza e alla cultura attraverso la dignità delle scuole, perché poi parliamo di mafia e antimafia, ma quando c'è la cultura non conosce neanche la mafia come pensiero. È la cultura che dà la libertà al popolo, è l'ignoranza che sottomette intere generazioni. Noi ci dobbiamo ribellare perché c'è uno Stato che in questo momento preferisce allevare le nuove generazioni sottomesse, ignoranti e barbare, perché preferisce gestire il potere o l'esercizio del potere avendo un popolo sottomesso. Questa libertà ce la dà solo la cultura, e quindi
risvegliamo un po' queste coscienze, perché senza coscienza è inutile che parliamo di legalità, di mafia e di antimafia, senza cultura e conoscenza non c'è via di futuro. Questo futuro io l'ho applicato anche, vi porto questa testimonianza che io volevo fare anche qui a Gela nel quartiere Sette Farine. Io l'ho applicata a Librino nel quartiere di Catania di fronte all'aeroporto. 100.000 abitanti, 10.000 studenti, una politica che creando questi non luoghi delle periferie contemporanee, oggi applichiamo la politica sociale del recupero e della devianza. Ecco perché non andare proprio in questi luoghi, nelle scuole elementari e medie, e restituire a questi ragazzi il valore della conoscenza, e con la conoscenza si riacquista il diritto alla cittadinanza, con l'ignoranza c'è la sottomissione. Forse a un potere fa comodo avere il librino di turno, perché in questo momento, io stamattina ero a Librino e già circola l'acquisto del voto col pacco di pasta. Ecco, questo pacco di pasta non deve essere il modo di acquistare la coscienza di un popolo. Ecco, a Librino, nelle periferie, tutta questa politica scellerata ha preferito educare intere generazioni che per esistere non devono fare, devono chiedere, e nella richiesta c'è la sottomissione. Ecco, allora quando la cultura va nelle scuole, educa i ragazzi, e abbiamo fatto a Librino la grande opera La Porta della Bellezza, e vi invito che quando andate a Catania di fronte all'aeroporto c'è Librino, se ognuno di noi già andiamo a Librino a vedere il Museo d'Arte Contemporanea, a vedere questa Porta della Bellezza, ecco già la nostra nazione politica, perché la politica siamo noi. Ecco, c'è una periferia abbandonata, se noi andiamo in questa periferia e ci riappropriamo di quel territorio, ecco quel territorio viene restituito alla vita, e quindi siamo noi che possiamo cambiare anche le condizioni economiche. Questo Museo d'Arte Contemporanea a Librino farà di Librino uno dei più grandi musei al mondo, dove i cittadini riacquistarono il diritto alla cittadinanza con il valore della bellezza. Ecco, questa che vi sto raccontando è un'esperienza di una politica altra, di una politica che nella semina trova il suo senso di valore, la semina che come raccolto vuole semina. E questo a Librino noi l'abbiamo sperimentato, lavoriamo da 12 anni, ed è una via di nuove politiche sociali che si possono applicare anche noi in tutte le periferie d'Italia o in tutti i luoghi di mancamento della nostra Sicilia. Ecco, questo progetto di vedere l'arte, la cultura come qualcosa che non serve a niente, e come anche qualche altro ministro dei governi passati in maniera scellerata e disonesta e corrotta intellettualmente ha detto che con la cultura non si mangia. Ecco, la cultura come prima istanza è il nutrimento dell'anima, ma quell'anima, quando è nutrito di valori di bellezza, porta anche nutrimento di quella società, di quel cambiamento, di quella trasformazione. Lo spirito che anima la bellezza è uno spirito di trasformazione. Allora perché non ci ricolleghiamo a queste emozioni, a questi sogni, a queste utopie che ci ridanno il senso del futuro? Noi siamo qui stasera in attesa del nostro Presidente, e siamo qui stasera anche un po' a festeggiare questa condivisione di un movimento che sta nascendo in questo periodo, un movimento che ha il suo Presidente Rosario Crocetta come simbolo di una Sicilia contemporanea altra, una Sicilia che parla di rivoluzione della dignità, una Sicilia che trova il consenso col suo popolo. Però il movimento, e qui devo dare anche un po' di ammonimento di artista, un movimento non deve soltanto spostare né voti né potere, un movimento deve essere anche un pensiero. Quindi se stasera siamo riuniti qua, in nome anche del nostro movimento, del Megaforo, che io mi onoro di essere candidato al Senato, io dico a questa assemblea: cerchiamo di dare anche al nostro movimento un pensiero alto, cerchiamo di applicare all'interno di questo movimento un'altra politica, che non deve essere la politica di Rosario Crocetta, perché Rosario Crocetta oggi è un traghetto, è un modo, è un mezzo che ci fa passare eventualmente a un'altra possibilità di essere Sicilia, visto il disastro che abbiamo avuto in questi anni. Fino a 3 mesi fa ci dovevamo vergognare di essere siciliani, abbiamo avuto sempre questa inquisizione dell'associazione a delinquere di stampo mafioso come DNA genetico. Oggi con Rosario Crocetta l'immagine anche della nostra Sicilia c'è una speranza. In Italia in questo momento
quando si parla di politica della Sicilia si parla di una speranza, e allora la speranza non la può dare solo Crocetta, la speranza ce la dobbiamo ricercare noi altri dentro di noi e anche nell'azione politica. Quindi questa politica che noi dobbiamo trovare in questo senso del megafono, che spero avrà un grande successo, e io ringrazio personalmente tutti gli amici di tutta la Sicilia che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, per me un po' anomala perché è la prima volta che vivo questa esperienza politica, ma sono molto felice perché io ancora a 57 anni, dopo 30 anni di impegno civile, perché io ho donato tutta la mia vita, ho donato tutto il mio patrimonio per l'arte, per la cultura, sono ancora a servizio di questa politica per istituire col mio esempio e anche col mio valore una possibilità di poter ricostituire un senso civile che in questo momento manca. Il senso civile ci parte soltanto da questo nostro pensare al futuro. Io mi auguro che stasera ognuno di noi in questi momenti di contemporaneità, quando ascoltiamo questa politica autoreferenziale che si parla addosso rispetto a un potere che deve gestire e che si deve proteggere, ecco, speriamo stasera di innestare un'altra speranza politica, di tornarcene a casa, non dico felici, ma con una speranza nel cuore, una speranza di una Sicilia che grazie all'esempio di personaggi come Crocetta, di tutta l'Assemblea regionale, abbiamo la nostra assessore qua all'Opello, io farei un affettuoso e calorosissimo applauso al nostro assessore, perché in questo momento è stata chiamata all'appello di grandi problemi della nostra Sicilia. Ecco, quando un assessore che rappresenta anche un cambiamento, che rappresenta un'altra politica, deve affrontare le problematiche così importanti, come abbiamo visto qua vicino a Niscemi, questa sera andremo a Niscemi. Niscemi, il MUOS, non è un problema di Niscemi, è un problema nostro. Dobbiamo essere noi tutti a lottare per Niscemi. Quindi non lasciamo solo a Niscemi, gli abitanti di Niscemi con Crocetta, con la regione. A Niscemi dobbiamo andarci tutti, dobbiamo fare una politica siciliana che ritrova nel suo popolo la dignità anche di problemi che non riguardano soltanto il territorio, ma riguardano il nostro futuro. Quindi il MUOS non è un problema di Niscemi, è un problema nostro. È da questo che nasce una nuova società civile e un nuovo impegno civile. L'assessore Robello in questo momento deve assolutamente essere protagonista anche di un'azione etica, civile e politica rispetto a determinate problematiche della nostra società. Ecco, tutto questo serve per riconsegnare al popolo non l'egocentricità che i problemi sono degli altri, i problemi sono di tutti noi. E in questo momento insieme, condividendo e credendo nel megafono e credendo anche in questa nuova politica, insieme possiamo cambiare noi stessi, la Sicilia, con la conoscenza, il sapere, la cultura e la rivoluzione delle nostre anime che devono guardare sempre verso l'alto. Grazie.